Consegnato sabato scorso il prestigioso premio Acamante Fillide alla scrittrice Simonetta Agnello Orbi, che non lo aveva potuto ritirare nel corso della cerimonia ufficiale avvenuta presso il Castello Ducale di Oppolo lo scorso 18 ottobre. L'incontro è avvenuto con la presenza della professoressa Rosa Maria Corbo, coordinato dal professore Peppe Zambito. A consegnare la statuetta il direttore dell'Accademia Belle Arti, professor Alfredo Prado. L'Agnello ha anche svolto una lectio magistralis approfondendo in particolare le tematiche delle persone disabili. Nel 2015 infatti è stata protagonista con il figlio George del docu-reality Io e George, in onda sulla rete Rai, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della disabilità. Al termine della manifestazione il professor Domenico Boscia, ideatore della statuetta, ha guidato la scrittrice in una performance di decorazione artistica di una piastrella di ceramica. La dottoressa avvocato Agnello, che tra i premiati del premio Acamante Fillide 2019 non è potuta venire a Castello Ducale di Oppolo, e qui in Accademia oggi c'è questa appendice con la consegna del premio seguita da una lectio magistralis della stessa dottoressa, quindi sarà un'occasione importante che molti potranno seguire anche allievi dell'Accademia oltre che professori. Ecco, un premio che ha avuto il suo ottimo riscontro, professore. È stato un premio che ha avuto un riscontro eccezionale non solo per la location, che è quella proprio del Castello Ducale Colonna di Oppolo, ma anche per i personaggi premiati. Abbiamo avuto un grande maestro dell'arte contemporanea, il professore Pier Domenico Magri, padre Bonsignori, che è direttore dell'Istituto Cottolengo di Torino, ed altre personalità. Si pensa già alla prossima occasione, che da quello che si evince non sarà ad Agrigento, ma si pensa addirittura a Siracusa. Abbiamo avuto la richiesta ufficiale di Siracusa per questo premio da portarlo l'anno prossimo, però io sono sempre dall'idea di, per quanto possibile, mantenerlo nell'ambito della provincia di Agrigento e possibilmente anche inserirlo per il 2020 nelle celebrazioni di Agrigento 2020. Sarebbe una bella cosa ospitarlo al Teatro Pirandello con una manifestazione artistica di rilievo. Qualcosa sulle novità su questo nuovo anno scolastico dell'istituto? L'Accademia di Belle Arti, che come sapete è un istituto universitario proprio di Belle Arti, quest'anno ha la presenza di ragazzi provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e anche dell'Ucraina, quindi è una grande realtà che si affianca a quanto di buono c'è nella città di Agrigento e quanto di artistico c'è da maggiormente valorizzare non solo tra gli italiani ma anche tra le popolazioni europee e non solo europee. Beh, innanzitutto un benvenuto alla dottoressa Orbi, che ci allieta della sua presenza, e questa lezione magistralis sicuramente darà dei riscontri e dei frutti straordinari. Sì, il premio viene donato, è stato già ufficialmente dichiarato nella sede del Castello Ducale di Oppolo Giancazio, e oggi viene consegnato personalmente a lei. Sono letteralmente, per non dire orgoglioso di questa cosa, anche perché, essendo non solo una nostra compaesana, quindi una siciliana, ma una siciliana che continua a portare nel mondo una testimonianza grandissima, che è quella della nostra sicilianità, e di questo ne sono particolarmente contento. È sempre un'emozione e un onore avere questo premio in particolare perché parla del nostro passato greco, parla dell'aiuto tra esseri umani, dell'aiuto tra abili e disabili e della grande generosità che c'è in Sicilia sempre. Grazie. Si è mostrato questo video con un'esperienza personale che lei ha fatto con suo figlio, ha anche lanciato parole forti contro le strutture pubbliche che non sono in grado di accogliere. Le strutture pubbliche devono imparare tanto ancora, come dobbiamo imparare tutti noi. Io non avrei imparato se non avessi avuto un figlio disabile, cioè non è un'accusa che faccio, è una ignoranza che condividiamo e non possiamo più non condividere.